Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Il pallone è un amico, è stato sempre mio compagno sin da quando ero bambino, mi ha sempre accompagnato, mi ha dato la possibilità di farmi una strada, una professione, di crescere, di conoscere dei posti nel mondo che magari facendo un altro lavoro non avrei mai potuto avere questa possibilità. Mi ha dato serenità, alla mia famiglia soprattutto, quindi solo parole di ringraziamento nei confronti del pallone. Il calcio, il gioco più bello e popolare del mondo, forse ancora oggi la più forte passione nazionale. Nel nostro viaggio cercheremo di riscoprirne le origini, recuperando i valori di sentimenti che lo hanno portato un po' ovunque. Uno sport vecchio di secoli, se è vero che 2500 anni prima della nascita di Cristo, l'imperatore cinese Wang Ti inventa un gioco molto simile al nostro calcio. Per i latini il calcio è Arpastum pulverulentum, per i greci è Pisciro. Ma la storia ci consegna anche l'hurling e il calcio fiorentino. Si tratta di giochi più vicini al rugby, dove si spinge la palla oltre il campo avversario e non si cerca di infilare una porta.